Tempo sulla Liguria con forte instabilità su tutto il territorio. In mattinata con l'allerta gialla per temporali si sono registrati rovesci, temporali sparsi, localmente anche intensi, soprattutto tra Genova e il Tigullio. Fino alle 15 di domani l'allerta gialla è stata estesa anche sul ponente tra il Savonese e l'Impriese. Dalla prossima notte è atteso un nuovo passaggio perturbato sul centro-levante, dove scatterà l'allerta arancione. Il massimo livello per temporali fino alle ore 15 di domani, per poi passare in giallo fino alle ore 17. Si raccomanda massima attenzione. Per rimanere aggiornati consultare i dati meteo in tempo reale con l'app Metro 3R. Da un posto auto per ogni camera o locale destinato a pernottamento a un parcheggio ogni 3 camere. Questa è l'importante modifica alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale. Un cambio significativo che ha lo scopo di aumentare le possibilità dei comuni di fare attività turistica e ricettiva, ma anche di incentivare gli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblici. Regione Liguria approva 2 nuovi avvisi per rafforzare i percorsi di inclusione e reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le misure coinvolgono detenuti degli istituti di Genova, Pontedecimo e Sanremo e persone in esecuzione penale esterna con interventi di formazione, orientamento e accompagnamento. Il progetto punta a costruire una rete stabile tra istituzioni, terzo settore, servizi sociali e sociosanitari del territorio. Prosegue per tutti i sabati del mese di agosto il servizio che i volontari dei Rangers d'Italia, il nucleo di Imperia, offrono a supporto della polizia stradale nel monitoraggio delle condizioni degli animali d'affezione in viaggio con i loro padroni. I controlli si svolgono nelle aree di sosta dell'autostrada tra Genova e Ventimiglia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.